Assalti ai mezzi pubblici, conducenti feriti. A Milano un capotreno è vittima di una gravissima aggressione. A Treviso ancora pugni e minacce in un autobus. Roberto Maroni chiede l'esercito sui treni. A Treviso si farà salire personale di vigilanza sui bus. Una sorveglianza anche all'interno dei mezzi di trasporto, quindi degli autobus, mettendo a disposizione del personale appunto di vigilanza. Le telecamere nella stazione di Lungostile Mattei sono già state posizionate, i collegamenti in tempo reale col comando della municipale fatti, ma la vigilanza fissa non basta. Per la FIT, CISL, Belluno e Treviso non si è di fronte al problema di una singola azienda o di una sola provincia. Il fenomeno è oramai diffuso. Il sindacato di comparto chiede un intervento immediato, oppure, scrivono in una nota, per prendere seri provvedimenti dobbiamo attendere il morto. È un fenomeno che si sta verificando in tutta la provincia e quindi va affrontato proprio con un implemento della sorveglianza. A Vittorio Veneto il vigile urbano è già salito in corriera. Quella della sicurezza sui mezzi pubblici dunque è una questione che da lunedì potrebbe arrivare anche sul tavolo del neo comandante di via Castello d'Amore, Roberto Manfredonia. Opereremo tutte le azioni migliori per poter aumentare la percezione di sicurezza nel cittadino.